Nella cornice generale stabilita dalla legge regionale 11 del 2013, il piano strategico triennale è di fatto il documento che deve o dovrebbe tratteggiare gli obiettivi e le strategie dell'attività regionale in ambito turistico, da declinare poi più specificatamente nei piani turistici annuali. Quella di oggi dunque dovrebbe essere una discussione rilevantissima all'interno di questo Consiglio regionale, prima di tutto per l'incidenza economica che questo settore ha nell'economia nazionale e nell'economia regionale, ma secondariamente perché il turismo è stato uno dei settori più pesantemente travolti dalla pandemia e che dunque oggi ha bisogno di essere profondamente ripensato. Certo, era già evidente quanto i cambiamenti epocali, a partire dalla globalizzazione dei mercati, dall'aumento dell'interdipendenza tra le nazioni e le economie, dalla crescita della mobilità delle persone e delle organizzazioni, stessero da tempo modificando la natura, l'entità e le stesse destinazioni dei flussi turistici. Così come le innovazioni tecnologiche, veloci nel diffondersi, rapide nell'evolversi e pervasive nell'estensione, stavano già producendo mutamenti significativi tanto nel mondo produttivo e turistico quanto in quello domestico. Ma la pandemia e la conseguente crisi economica ha agito anche e soprattutto in questo comparto come acceleratore, ne ha acuito e fatto esplodere le contraddizioni e le criticità. E le conseguenze in campo turistico sono stati davvero pesanti, a causa della filiera lunga del comparto che investe direttamente ed indirettamente un'ampia fetta dei servizi, dalla ristorazione al commercio, dall'artigianato ai trasporti, per l'indissolubile legame con il territorio che fa del turismo di fatto l'unico prodotto non esportabile e l'unica produzione non delocalizzabile, e per la sua natura di servizio non immagazzinabile che ha reso e rende le perdite di fatturato sostanzialmente irrecuperabili. I dati sull'andamento occupazionale del comparto turistico, sia in termini quantitativi che qualitativi, nella fase del lockdown e in quelle successive della riduzione dei servizi, hanno messo in luce quanto alla fragilità dell'economia turistica corrisponda anche una sorta di fragilità sociale, contratti precari, stagionali, spesso senza ammortizzatori sociali, hanno accresciuto nel tempo la precarietà del lavoro e la dequalificazione delle competenze in ambito turistico, oltre che molto spesso indebolito la stabilità delle comunità locali. Sapevamo già quindi quanto la nostra analisi su questo piano triennale avrebbe dovuto tener conto dell'aggravamento dovuto al Covid rispetto a questi elementi di fragilità strutturale, e oggi purtroppo dobbiamo aggiungere alla nostra discussione anche il dramma della guerra in Europa. Non ci devono sfuggire infatti le conseguenze che questo fatto produrrà sull'economia turistica, sia direttamente, perché il mercato russo ormai da decenni è uno di quelli a più alto potenziale per flussi turistici e per capacità di spesa, sia indirettamente perché nel suo essere pienamente globale la domanda turistica è anche più elastica di altre, subisce cioè con una maggiore intensità gli impatti di fattori esterni, per non parlare degli effetti che si ripercuoteranno sulle imprese turistiche in termini di costi energetici. In questo contesto, che è appunto molto contingente ma che si innesta in una fase di cambiamento generale già in atto, il documento che ci sottoponete appare profondamente inadeguato. Non perché ci siano scritte cose sbagliate. Nel documento, che consta più o meno di 44 pagine, 36 sono dedicate all'analisi di contesto, quella che possiamo leggere in qualsiasi rivista turistica acquistata in edicola, e soltanto 4 pagine sono quelle nelle quali sono riportate le ipotetiche linee d'azione proposte dalla Regione del Veneto. Quindi lo riteniamo inadeguato non tanto perché non condividiamo l'analisi fatta di contesto, del resto supportata da una ricca biografia alla fine, ma perché ci sembra che questo documento non colga la dimensione della sfida in campo nella giusta proporzione e con la dovuta ampiezza. Peraltro, Assessore, questo triennale non corrisponde alle finalità che la stessa legge regionale affiderebbe al piano triennale. Perché, lo dico anche al relatore Favero, la legge regionale indica esplicitamente, in maniera analitica, quali dovrebbero essere i contenuti di un piano triennale fatto come Dio comanda.
il quadro dell'offerta turistica, le risorse turistiche regionali, le relative linee di intervento, i criteri per la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche e molto altro ancora che in quelle 4 pagine non c'è, consigliere Favero. Emerge infatti a mio giudizio chiaramente anche da una lettura affrettata del documento, per esempio la differenza di portata tra questa proposta e quella precedente. E se calcoliamo che tra l'una e l'altra di mezzo c'è stata prima una pandemia e ora una guerra, penso che si colga facilmente la dimensione dell'inadeguatezza di questo strumento. Non si dovrebbe trattare, come invece appare, di una mera analisi di contesto e della conseguente serie di azioni e di interventi operativi, compito che non a caso la legge regionale che voi vi siete data affida al piano annuale. Questa di oggi dovrebbe essere una vera e propria programmazione generale, a maggior ragione alla luce degli shock che hanno colpito il turismo e l'economia negli ultimi 2 anni. Questo programma triennale, insomma, avrebbe dovuto essere, proprio come dice la legge 11, lo spazio di elaborazione, di proposta, di politiche pubbliche capaci di incrociare la gestione delle emergenze e gli effetti che hanno prodotto già e che ancora produrranno e le esigenze di riforma più profonde e globali che dovrebbero stare appunto dentro la programmazione strategica regionale triennale. Le analisi proposte sugli scenari sono ovviamente tutte condivisibili, ma non riescono a cogliere una profondità sufficiente ad una programmazione di medio periodo e soprattutto, Assessore, non hanno l'ambizione di incidere sui processi che sono già in corso, perché la crisi del turismo oggi è eccezionale non soltanto per la rilevanza quantitativa, numerica, il numero di arrivi, di presenze, di strutture che chiudono, ma è rilevante dal punto di vista qualitativo. Il turismo sta cambiando, deve cambiare e la Regione del Veneto non può nella sua programmazione triennale non cogliere questi cambiamenti. Non basta aspettare che tornino i turisti, non basta più aspettare che tornino i turisti, non basta promuovere più e meglio i prodotti turistici negli aeroporti. Il punto non è come, ma cosa stiamo andando a promuovere. Non basta dare indicazioni alle imprese e alle destinazioni. Per affrontare questo nodo pesante del comparto turistico ci si deve seriamente interrogare sulla vulnerabilità intrinseca del settore e sulla conseguente vulnerabilità dei settori economici in cui il turismo pesa per quote rilevanti, perché se va in crisi il turismo, va in crisi il commercio, la ristorazione, le comunità che lo ospitano. E invece questo documento sembra limitarsi ad affrontare le emergenze, adeguando peraltro strumenti meramente operativi al mutato contesto della domanda. La linea di intervento sembra quella di piegare gli strumenti di programmazione già in essere alle esigenze della ripresa e interpretarle esclusivamente nel rapporto turista e prodotto, in un'ottica esclusivamente di mercato, abdicando totalmente al ruolo proattivo che il pubblico dovrebbe esercitare, a maggior ragione in una fase di cambiamenti profondi che stanno già andando e possono andare nella direzione di aggravare ulteriormente le diseguaglianze. Manca anche il previsto coordinamento, previsto dalla legge 11, il previsto coordinamento con gli strumenti di programmazione comunitaria, le politiche di coesione. Non c'è scritto nella programmazione triennale come le politiche, i fondi comunitari verranno impiegati dentro questo strumento. Il PNRR è citato come fatto esterno, ma non c'è una correlazione tra la progettazione regionale e le risorse, 7 miliardi che lo Stato metterà a disposizione in questo comparto. Insomma, in questo documento non sta tanto, appunto, e soltanto l'inadeguatezza, quanto l'opportunità sprecata, Assessore Caner, perché la sfida che abbiamo davanti e che questo documento non coglie non è soltanto quella di gestire la ripartenza, in attesa che si realizzi, se si realizzerà, bensì sarebbe quella di ridisegnare le politiche pubbliche del turismo regionale. Devo dire che a ben guardare questo attendismo della Regione del Veneto in ambito turistico non è una novità, perché dal 2020 l'unica iniziativa diversa da quella programmata come conseguenza della pandemia
in ambito turistico, in questa regione è stata soltanto il reindirezzamento, attraverso i fondi comunitari, di alcune risorse del comparto rispetto all'azione di marketing. Non è stato fatto null'altro per incrociare i cambiamenti in atto. Dunque cosa manca, a mio giudizio, in questo documento? Prima, perché quello che c'è sono 4 pagine, facciamo in fretta a vederlo. Cosa manca? Prima di tutto, guardi Assessore, il turismo è un vero e proprio comparto industriale. È giunto il momento per questa regione di prendere il turismo sul serio e considerarlo non una rendita, ma un settore pienamente integrato nelle catene del valore dell'economia regionale, pienamente partecipe delle sfide, delle opportunità dei nostri tempi, non meno della manifattura o di altri servizi. C'è dunque bisogno di una vera e propria politica industriale del turismo, attorno a cui definire la strategia regionale. Il carattere trasversale e multisettoriale della materia turistica impone di definire una politica industriale integrata con il tema dell'occupazione, dello sviluppo territoriale, della gestione del patrimonio naturale e culturale, dei trasporti, e nelle transizioni in corso, dal green al digital, occorre domandarsi quale contributo il turismo può dare, quale contributo può ricevere dalle politiche pubbliche regionali. È chiaro che per le sue caratteristiche la politica turistica debba essere incentrata sul sistema economico e imprenditoriale, ma non bastano contributi a pioggia. Il ruolo del pubblico rimane rilevante per facilitare l'acquisizione delle risorse, per modificare i fattori ambientali ed infrastrutturali, nonché e soprattutto per fissare gli obiettivi di benessere pubblico. L'impianto del documento invece sembra prescindere da questa dimensione, dalla dimensione della responsabilità delle istituzioni. Ad esempio, il ruolo del pubblico non può essere l'elaborazione di uno strumento informativo che supporti le imprese nella definizione del prezzo migliore della camera da vendere, dell'albergo, quanto piuttosto la predisposizione di politiche integrate che, puntando sulla destagionalizzazione, siano finalizzate a tenere alto quel prezzo per il maggior numero di giorni possibile l'anno. Ma in generale il documento si presenta come un'interpretazione delle evoluzioni, senza l'ambizione di volerle orientare e governare quelle evoluzioni. Il tema della sostenibilità, consigliere Favero, non è affrontato in questo documento, che io invece penso sia la questione più cruciale di tutti in ambito turistico, ma non solo. Tema più volte evocato, ma concretamente declinato come in questo piano triennale. Eppure la stessa legge regionale sul turismo, come prima finalità rispetto alle attività economiche, indica esattamente la promozione del turismo sostenibile. Si intitola così la nostra legge regionale. Lo diciamo anche all'assessore Calzavara, che settimana scorsa non voleva assumere il tema della sostenibilità rispetto alla gestione dei grandi eventi. E dunque il titolo del triennale delle politiche turistiche regionali dovrebbe essere la sostenibilità in ambito turistico. Ora sappiamo che se la sostenibilità deve essere centrale nella pianificazione delle politiche pubbliche, a maggior ragione è necessario parlarne a proposito di turismo, che per definizione sta nei territori, sta nelle comunità. Mai come in questo comparto la dimensione sociale ed ambientale della sostenibilità deve tenersi con la dimensione economica, sapendo che la dimensione economica della sostenibilità fino al 2020 si poteva dare per scontata e oggi anche quella viene rimessa in discussione. Dovremmo aver capito, insomma, che il modello tradizionale di sviluppo economico, fondato sulla semplice crescita qualitativa dei fattori, più turisti, più imprese, più consumo del territorio, più benessere, è un modello che non funziona più, e se vogliamo evitare i tornelli a Venezia dobbiamo impegnarci molto di più in questa direzione. Se no aspettiamo solo che tornino, consigliere Favero, i turisti, parlo con lei perché l'assessore se n'è andato. Se no aspettiamo solo che tornino i turisti guardando gli indici dei flussi e torniamo ad avere Venezia e l'overtourism esattamente come lo conoscevamo prima. E allora riprogettiamo le politiche turistiche, pensando non soltanto alla quota di PIL che potrebbe attivare, ma sapendo che molto spesso il turismo si presenta in molti territori come l'unica o principale fonte di occupazione, e quando un'impresa turistica chiude, una destinazione perde competitività, un attrattore turistico, naturale o culturale
viene sfruttato troppo, sono elementi che impattano negativamente sui territori e la politica regionale deve essere responsabile di fronte a questi elementi. La stessa capacità di disegno delle politiche pubbliche dovremmo impiegarla rispetto all'innovazione tecnologica. Fino ad ora il comparto turistico è riuscito a coglierne solo parzialmente le opportunità e spesso anche in Veneto si è limitato a subirne le conseguenze. Pensiamo ad esempio agli effetti dirompenti che le nuove tecnologie hanno avuto nelle politiche di incoming, ma se questa invasione tecnologica non può essere evitata, in particolare in un servizio così personale come quello turistico, deve essere governata, gestita, utilizzata. Il percorso regionale sull'osservatorio, mi rivolgo sempre al consigliere Favero, è utile, ma l'obiettivo che ci poniamo con quell'osservatorio qual è? Quando un decisore pubblico decide di raccogliere dei dati, si deve chiedere cosa vuole sapere da quei dati, perché raccolgo quelli, perché sono tanto carine i grafici e gli schemini sul sito dell'osservatorio turistico rispetto al sentiment dei turisti in riferimento alle nostre destinazioni. Ma il decisore politico si deve chiedere di fronte a quei dati che decisione prendo, di fronte a quei dati come implemento le mie politiche. Allora mi dovete dire che avete fatto l'osservatorio turistico, che con i dati che avete raccolto lì avete dedotto una politica piuttosto che un'altra, se no diventano disegnini carini da vedere che costano, ma che non aiutano nella costruzione delle politiche pubbliche. La raccolta dei dati, la gestione dei dati non è fine a se stessa. Deve dare un riscontro al decisore pubblico e anche all'impresa privata. Io non ho capito quale decisione di cambiamento delle politiche regionali turistiche è stata assunta sulla base dei dati raccolti dall'osservatorio. Non c'è. Anche qua si sarebbe dovuto ribaltare il ragionamento. Non raccolgo tutti i dati che esistono, raccolgo i dati che mi servono per capire come orientarmi su una scelta piuttosto che un'altra. E questo perché non si è capito qual è il significato, la funzione, il rischio e l'opportunità delle innovazioni tecnologiche, che riveste un ruolo fondamentale dentro le politiche turistiche, in primo luogo nell'ospitalità. Le nuove tecnologie possono certo contribuire a ridisegnare le interazioni tra clientela e frontline, ma stiamo ancora parlando di touch point. Il resto del mondo sperimenta l'Internet delle cose in ambito turistico, si discute con le chat box piuttosto che col proprio operatore finanziario, e noi immaginiamo che l'offerta turistica possa essere costruita attorno a un portale rispetto al quale i clienti non possono neanche accedere. E poi c'è il tema dei beni culturali, c'è un ritardo pesante per quanto riguarda le strategie digitali rispetto alla tutela dei beni culturali, la gestione degli accessi. Ecco, magari all'osservatorio potremmo chiedere di dirci quali sono gli itinerari che fanno i turisti, quali sono i monumenti che vanno a visitare troppo e quali invece non visitano e dovrebbero visitare, a proposito dell'utilità dei dati delle domande che facciamo ai dati. E sul fronte delle destinazioni, ma scusate, nel 2022 parlare di destinazioni turistiche senza citare mai le opportunità che le innovazioni tecnologiche ci potrebbero dare nella prospettiva della smart destination. Le smart city non esistono nel vostro progetto turistico. Ho fatto degli esempi anche banali per spiegare come le innovazioni tecnologiche, anziché essere subite, potrebbero essere utilizzate per delle politiche pubbliche all'avanguardia. E infine chiudo, Presidente, sul tema del lavoro. Anche su questo, consigliere Favero, giustissimo, servono nuove competenze, nuove scuole di professionalizzazione, il patentino dell'accoglienza, ma serve un impegno sulla stabilizzazione del lavoro in ambito turistico, in ambito del commercio e della ristorazione, contratti precari. Chiudo, Presidente.
contratti precari, è ovvio che il personale cambia lavoro se non ha tutele, e su questo la Regione qualcosa lo dovrebbe e potrebbe fare. Ecco, chiudo soltanto per appunto sottolineare quello che sembra già evidente dal mio intervento, e cioè che siamo seriamente da un lato preoccupati per questa impostazione delle politiche turistiche, dall'altro profondamente delusi rispetto a un documento che riteniamo inadeguato.